fatto. Bene. A me piace sempre fare riferimento al 1985 e al film Ritorno al futuro, dove il professore pazzo, Doc, metteva gli scarti della cucina direttamente dentro il serbatoio dell'auto. Questo oggi non lo riusciamo a fare, ma trasformiamo gli scarti della cucina, produciamo biometano e lo mettiamo nei serbatoi delle automobili. Quello che 30 anni fa era fantasia si sta realizzando, almeno in zone industriali a Vittorio Veneto, dove nel parco della Savno da oggi è attiva la prima pompa autoalimentante di biometano. Servirà per alimentare la pompa a biometano chiaramente tutti i mezzi della Savno, i mezzi pubblici che si convenzionano con la nostra società. Speriamo presto di poterlo aprire anche ai cittadini. Un'opportunità oltre che una scelta ecologica, ecco perché a breve sarà aperta a tutti. Il biometano ha dei costi di produzione nettamente inferiori al prezzo del metano di origine geologica. Poi c'è anche un aspetto normativo, perché le auto a biometano o a metano, basta che siano comunque alimentazione a metano, hanno una tassa di possesso, il bollo, che è nettamente inferiore. Una macchina sui 150 cavalli, 80 euro di bollo annuali. Un impianto che farà risparmiare anche chi l'auto non ce l'ha, ma è un utente Savno. Perché oggi risparmiamo sia sul carburante, che costa molto meno, ma soprattutto anche sui tempi di attesa, perché partiamo da qui col verde, andare a raccogliere il verde e l'umido, torniamo e abbiamo il metano da mettere nei nostri camion, che dopo tornano a prendere cose. Questo è un risparmio notevole, abbiamo calcolato sui 20-30 minuti al camion, che moltiplicato per 120 camion fate voi che risparmio e che maggiori servizi possiamo dare. Dopo l'impianto di Vittorio Veneto, Savno ha già predisposto altre 2 aree di rifornimento a Pieve di Soligo e Oderzo, per un risparmio calcolato a regime intorno ai 900.000 euro l'anno. È molto importante perché grazie all'uso del biometano nell'autotrazione, nella filiera dei rifiuti, si dà un contributo parziale ma molto importante per ridurre le emissioni in atmosfera in una zona del paese, che è la pianura padana, che è afflitta da una coltre di smog che fa di questa zona del paese una delle zone più inquinate a livello europeo.